Sembra sempre più arroccato a Casugana il sindaco Giovanni Manildo, con la maggioranza che lo sta ad ascoltare ma non lo capisce più. Lo chiamo un po' il mantra del Boy Scout perché apprezzo molto quello che dice Manildo, nel senso che è molto cordiale, molto, diciamo così, anche cerca di trovare una soluzione, però a volte i problemi vanno anche risolti con durezza. Decisionismo a 360 gradi è quello che hanno continuato a chiedere ieri sera durante la riunione di maggioranza. Alcuni di noi però sono convinti che serva un cambio radicale, sia nell'ambito degli assessori, qualcuno secondo me dovrebbe comunque essere cambiato, e sia soprattutto sugli uffici. Azioni disgiunte che portano al sostanziale immobilismo della città, sottolinea il consigliere Tocchetto, con episodi dove prima si inizia un'esperienza, poi la si ferma per una riflessione, poi la si cambia parzialmente, in un valzer di precarietà che sembra senza fine, con il risultato di cancellare il consenso di 2 anni fa che ha fatto vincere il PD a Treviso. I voti sono stati chiari del 31 maggio. I cittadini di Treviso si sono fermati perché, diciamolo pure, che i nostri non ci hanno votato contro, ma non sono andati a votare. E a proposito di voto, riconfermato il capogruppo Giovanni Tonella, nonostante il magro risultato delle regionali e la fuoriuscita di 2 consiglieri. È ovvio che i 2 consiglieri sono andati via anche perché c'era un grande malumore con questa giunta e hanno voluto dare un segnale chiaro. 2 voti che in consiglio possono fare la differenza. Quei 2 voti saranno per noi preziosissimi. Se votano a favore. Appunto, E se votano contro? è un problema grosso.